Ancora una frode informatica attraverso la mail, questa volta smascherata dalla Guardia di Finanza di Treviso. Vittima un imprenditore veneziano caduto nella rete tessuta da una 41enne romena residente nel Padovano, che aveva messo in atto la frode con il cosiddetto Man in the Middle, un sistema che consiste nell'intercettare la mail con la quale un venditore invia al cliente la fattura contenente i dettagli del conto corrente su cui effettuare il pagamento di un bene. Il truffatore, dopo essere riuscito ad accedere abusivamente alla casella di posta della vittima, avvia una paziente attività di osservazione delle mail, che può durare anche mesi, in attesa che il messaggio di posta elettronica contenente l'IBAN su cui versare la somma giunga nella casella di posta del cliente. Non appena arriva la mail, il truffatore interviene immediatamente sostituendo l'IBAN con il proprio. Il bonifico della vittima quindi non finisce sul conto del venditore ma su quello del truffatore. E così è accaduto all'imprenditore del veneziano, che ha versato 20.000 euro per l'acquisto di una vettura, ma i soldi, anziché alla concessionaria, sono finiti sul conto della truffatrice. Fortunatamente i militari della Guardia di Finanza, con un'indagine lampo, sono riusciti a bloccare il conto della donna prima che prelevasse il contante. I soldi sono stati quindi restituiti all'imprenditore. La 41enne rischia fino a 3 anni di reclusione.